Stefano Nardin, proprietario dell'unico supermercato qui a Sant'Erasmo. Qual è stato il vostro ruolo in questi mesi e qui dentro di cosa vi occupate? Allora, io con i miei cognati e mia moglie, quindi siamo in cinque che gestiamo assieme questo piccolo supermercato, e offriamo quasi tutto quello che c'è di bisogno per vivere all'interno di un'isola come la nostra. Quindi dal pane alla carne, ai latticini, tutto insomma, ferramenta, tutto quello che serve cerchiamo di renderlo disponibile alle persone. Il nostro ruolo è anche un po' quello di fare un po' da collante fra le varie persone dell'isola, perché abbiamo passato un periodo che è stato veramente difficile, il fatto di non avere contatti con l'esterno è stato molto duro, quindi il nostro ruolo è stato anche quello di dare un sorriso, se si può, attraverso la mascherina, però di rendere un po' più semplice la vita agli abitanti di Sant'Erasmo. Ecco. In questo periodo di pandemia voi siete rimasti sempre aperti? Sempre aperti, abbiamo cercato di aiutare anche le persone più in difficoltà, portando anche a casa le spese, aiutando proprio chi aveva anche più bisogno. E agli anziani offrite anche dei servizi di prenotazione di visite Sì, sanitarie? cerchiamo, visto che noi abbiamo abbastanza e dimestichezza tramite anche il lavoro con i computer, di dare un po' di supporto alle persone più anziane nella prenotazione degli esami e nella stampa anche poi degli esiti.